La gente resta stupita perché è abituata a vedere la persona con la sindrome di Down come una persona dipendente che ha bisogno di essere servita, riverita, accudita, e invece sono in grado di avere una vita autonoma anche loro. Superare i pregiudizi che circondano le persone con sindrome di Down, aiutandole ad affrontare nuovi percorsi di inclusione, autonomia e indipendenza. Ha fatto tappa a Treviso il Down Tour dell'Associazione Italiana Persone Down, un viaggio in camper attraverso l'Italia per sensibilizzare ed informare i cittadini, invitandoli a salire a bordo per conoscere e capire, abbandonando i pregiudizi. L'inclusione e l'autonomia di questi ragazzi speciali passa soprattutto attraverso il lavoro e nella Marca sono una ventina i giovani inseriti nel mondo del lavoro con ottimi risultati. La tappa trevigiana del tour è stata anche l'occasione per presentare i risultati di una ricerca avviata dall'Università di Trieste in collaborazione con Ascotrade. L'obiettivo poi finale di questa ricerca è proprio quello di riuscire a creare un training e quindi un percorso di potenziamento da poter fare con questi bambini, ragazzi e adulti, e in modo tale da poterli aiutare a migliorare in questi aspetti ed eventualmente poi come obiettivo finale di migliorare anche le loro autonomie. Questa ricerca direi che è la riprova che studiando si può anche arrivare a cercare di cambiare la cultura, che è quello che assieme stiamo cercando di fare con l'IPD.